oggi è giovedì mattina, giovedì 5 dicembre, che colore che ho? Mamma mia, guardate che colore che ho! Ah, è perché c'è l'autobilanciamento del bianco. Ok, allora oggi è giovedì 5 dicembre, mattina, ho malissimo la spalla a tenere sulla videocamera perché mi fa male e ho di nuovo la periartrite, credo. E ho appena acceso il computer, ho appena fatto una lavatrice. Adesso appena finisce la stendo subito, anche se è fresco di fuori, però insomma io provo a metterla di fuori. Guardate com'è. Oggi c'è il sole, come tutta la settimana c'è stato il sole. La mia macchina. E niente, allora, che male sta spalla, aspettate che cambio. Oh, che sollievo, ho un dolore atroce. Allora, devo fare un po' di pulizia in casa perché questa settimana appunto sono stata impegnata 3 giorni tutto il giorno a fare pulizia di apertura e finalmente ho finito ieri e da stasera rinizia la stagione, però la stagione invernale che è la peggiore. E non è neanche corta la stagione invernale perché dura fino a marzo, aprile, maggio, dipende, no? Allora adesso apro gli scuri in camera perché questi 3 giorni non sono riuscita a far prendere aria neanche alla casa e quindi ho già tolto il riscaldamento. Facciamo prendere un po' d'aria. Ecco qua, un po' di aria, perfetto. Devo lasciare aperto e mi è venuto automatico chiudere. Quelli là mi vedranno e diranno: ma cosa parla sta qua? Qua apro anche queste che sono all'ombra perché guardate cosa fa tutta umidità. Madonna che male sta spalla. E allora le apro e poi, scusate, quando arriva il sole pomeriggio si asciugano i vetri da soli. Dovrei asciugarli io, lo so, però io li lascio ad asciugare da soli, panna che scappa. Adesso apro anche qua in cucina salotto perché qua, anche qui ho tenuto chiuso tutti sti giorni e c'è bisogno di cambiare aria perché il mio moroso ha avuto anche l'influenza, quindi c'è bisogno. Sì, l'ha avuta sabato o domenica, però poi in sti giorni c'era la porta aperta, non l'ho più aperto, per la millesima volta non ho più aperto. Va, che belle le nuvole, che effetto. Ok, andiamo in casa. E mamma che freddo che c'è, aperto tutto, adesso ci sono 17 gradi, 18. Adesso ho aperto tutto, faccio corrente d'aria, diventeranno di sicuro 15. Poi attaccherò il riscaldamento e amena. Niente, stamattina sono già passati 3 minuti e 37. Stamattina volevo andare dal medico, sempre per la spalla, per trovare una soluzione, diciamo perché devo lavorare, quindi devo trovare una soluzione e quindi non i soliti antinfiammatori perché poi mi fanno male e volevo qualcos'altro, non so cosa fare, non so. Oddio, panna, stava per cadere giù di sotto. Panna, panna, ehi, tutta una corsa, vero? Sì, adesso si scalda il sole, si scalda la schiena. Sta lì lei, ha appena mangiato. Le ho dovuto dare una scatoletta di tonno perché non... Le ho finito la sua pappa stanotte sì, circa. Ho finito la pappa ieri sera. Oggi andrò a comprargliela che costa tantissimo, non so. Poi insomma vado dal medico, poi la spesa non la faccio perché ho parecchia roba. E l'ho fatta la scorsa settimana, è una spesa in grande. E poi si dice, pomeriggio vado in ospedale a fare un controllo e boh, stasera lavoro, mi viene già male solo l'idea che devo iniziare a lavorare la sera
perché è aumentato il lavoro, nel senso che è inverno e l'inverno c'è molta più gente e la gente sta all'interno, non all'esterno magari del centro benessere, e quindi c'è molto molto più sporco e l'inverno porta tanto sporco, ecco. E poi sono aumentate le sedute all'interno del centro benessere, le sedute, per sedute intendo le sdraio, e quindi ho molto molto di più da pulire, da spostare, da far fatica. C'è Panna che sta correndo avanti e indietro come una stordita, se la becchiamo bene. Boom! Ti ho vista! Panna, Panna! Ehi, che cosa stai facendo? Dove? Fammi vedere. Dove? Sulla finestra. Bravissima. Ah, una gatta. Lei si mette sempre qua dietro oppure sull'altra finestra. Infatti vedete che la tenda è sempre spostata. A parte che l'ho spostata io prima, ma in genere è sempre un po' spostata perché lei si mette proprio qua anche la mattina presto a guardare di fuori. E ho acceso il computer prima perché vedete molto la mia foto. No, ho acceso il computer perché devo linkare il nuovo video che è uscito stamattina alle 8, ma non ho, lo faccio dopo. Adesso mi faccio un po' di colazione, mi faccio la colazione, devo lavare tutti questi piatti, ma li laverò dopo perché adesso sono già le 9:15, devo andare dal medico che sta nel paesino frazione di Vodo, Vinigo di Cadore. Andate a vedere dov'è, com'è, è praticamente in cima a un colle, sì, insomma è su per i monti, e devo andare, sì, vi ho inquadrato il lavandino che a voi non vi frega proprio niente, tutto è pieno. Ah, ho comprato i tovagliolini, li ho già fatti vedere, no, non ho ancora montato i video, quindi ho comprato i tovagliolini natalizi, quindi c'è questo qua con Babbo Natale. Poi ci sono questi qua bianchi che mi piacciono particolarmente, con i cuoricini, e bianco con l'angioletto. E li ho messi qua tutti a forma di stella. Poi ho anche delle decorazioni di Natale da mettere fuori, solo che tutto aperto, solo che non ho avuto tempo in questi giorni. Panna, cosa fai là dietro? Niente, mi scaldo le ossa, mi lavo perché ho mangiato il tonno. Ecco, e allora io vi saluto per questa mattina e magari mi faccio sentire nel pomeriggio. Quindi ciao ciao!